rosso nell'Alta Marca per i comuni riviereschi del Piave. Il fiume ha raggiunto la sua piena poco dopo mezzogiorno. Esondazioni in area golenale a Ponte di Piave e Zenzon. Il maltempo ha colpito soprattutto l'Alta Marca, tanti gli smottamenti sui versanti, solo a Valdobbiadene ne sono quasi 50 quelli censiti, l'attenzione resta alta, dice il sindaco. E continuano senza sosta nel bellunese le ricerche del vigile del fuoco scivolato ieri nel canale Rui a Puos dal Pago, era fuori servizio, stava aiutando il padre a sistemare dei sacchi di sabbia. Il Veneto intanto dichiara lo stato di calamità, fiumi in piena, smottamenti mareggiati, ma i danni sono stati limitati, ha detto il presidente Zaia, dall'entrata in funzione dei bacini di laminazione. In quota è arrivata anche la prima neve, imbiancato il Monte Pizzocchi in Cansiglio, dove si sono registrati disagi e la viabilità della provinciale con la caduta di massi. Infermiera aggredita al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano da una senza fissa dimora che aveva chiamato il 118. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Raid di furti, siamo a Castelfranco, i malviventi tornano nella casa dei coniugi Dogai, pensionati esasperati, è impossibile vivere così, 30 furti da quando abitiamo qui. La politica torna in Forza Italia. Cristina Andretta, ex sindaco di Vedelago, espulsa dalla Lega dopo 2 mandati, ad accoglierla tra gli azzurri il coordinatore Flavio Tosi. TG di Treviso, partiamo ovviamente con il punto sul maltempo dopo la lunga diretta tra ieri sera e questa mattina per tenervi costantemente aggiornati sulla situazione ed è stato evidentemente un venerdì da bollino rosso in tutta l'Alta Marca per i comuni riviereschi del Piave. Il fiume ha raggiunto la sua piena poco dopo mezzogiorno, mobilitati i sindaci e protezione civile, esondazioni in area golenale a Ponte di Piave e Zenzon, a Meduna di Livenza. Alcune famiglie sono state allontanate dalle proprie abitazioni nel primo pomeriggio in via Saccon, sempre in zona golenale a titolo precauzionale. Vediamo le immagini. Alla fine è arrivata tra le 12 e le 13 la tanto attesa piena del Piave, attestandosi poco sotto i 7 metri. Così hanno certificato le aste idrografiche presenti lungo il corso d'acqua, sorvegliato speciale di fatto da inizio settimana con i centri operativi comunali, i COC, che hanno lavorato senza soluzione di continuità, come a Ponte di Piave, dove nella notte è arrivato un nuovo ordine di evacuazione per 10 famiglie, 2 le persone alloggiate in casa di riposo. Abbiamo ritenuto proprio rispetto a questa necessità di intervenire immediatamente mettendo già in sicurezza dalle prime ore dell'alba, proprio per evitare di trovare spiacevoli situazioni anche di ingresso di acqua all'interno delle abitazioni, anche perché c'è una confluenza anche del Cre2 e della Negrisia, che sono 2 fossati che chiaramente sono anche oltre il livello e che quindi vanno a confluire poi nel Piave. Allo stato attuale sono rientrate nelle proprie abitazioni le famiglie di via Piave, restano evacuate quelle di via Zattere. La strada che porta nelle case risulta ancora allagata, da valutare eventuali danni. Da Ponte di Piave a Zenzon il fiume ha invaso le prime aree golenali. In via Ansa il colpo d'occhio impressionante anche nella zona della trincea del primo conflitto mondiale, una sorta di lago che lambisce senza toccarle le abitazioni. Risalendo il Piave, l'acqua impetuosa, a Ponte della Priula un'altra fotografia inedita in un anno contrassegnato dalla siccità. Sul ponte tanti automobilisti rallentano in un misto di curiosità e apprensione. Tra i comuni rivieraschi, dove si tira un sospiro di sollievo, c'è anche Breda. In via del Passo a Saletto l'acqua è poco sotto la soglia, ma lo scampato pericolo non è un caso fortuito. Sta correndo fortunatamente, come è successo anche nei giorni passati. Sta arrivando al livello, però fortunatamente ancora la situazione è sotto controllo e lo rimarrà anche nelle prossime ore. La fortuna è stata fatta un'opera importante da parte della Regione Veneto qualche anno fa. Noi abbiamo il centro operativo naturalmente aperto, ma non si è reso necessario fare nessun tipo di attività se non quella di informazione alla cittadinanza che siamo operativi. Operatività garantita anche stavolta da forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari. Se posso, ultimissima battuta, ringraziare come sempre loro e i nostri angeli gialli, io li chiamo così, perché senza di loro noi amministratori non potremmo essere niente, non potremmo comunque aiutare le persone. Quindi grazie a voi e grazie a tutti i volontari di protezione civile. È stata una settimana di paura e apprensione per tutti i residenti nelle aree golenali. Se a Ponte di Piave via Zattere è stata evacuata a Zenzon, l'acqua ha lambito le abitazioni come quella di Stefano Fregonese, che ascoltiamo. Questa notte sì, abbiamo dormito poco, dopo abbiamo visto che è cresciuta un po' velocemente, poi adesso sembrerebbe
un po' rallentare il corso, insomma. Per il momento ancora è salva. Per il momento è salva. Guarda la sua casa lambita dalle acque del Piave Stefano Fregonese in piena area golenale a Zenson, dove gli uomini della protezione civile già di primo mattino hanno portato i sacchi speciali anti-allagamento. Abbiamo preparato alcuni sacchi per sicurezza. Per il momento è tutto sotto controllo e speriamo bene. Alla fine fortunatamente di questi sacchi non c'è stato bisogno, ma dopo giorni di allerta diventa quasi inevitabile pensare al recente passato che ha lasciato segni non solo sugli intonaci. Sono andato via a Vaia, quando ho visto, ormai sono 42 anni che abito qua, 41, e Vaia ho preso la macchina e sono andato via. E poi è rientrato dopo un po' di Dopo tempo? 4 mesi. 4 mesi sono rientrato a casa. L'acqua è arrivata dove vedete ancora ci sono i segni di Vaia, ci sono ancora i segni Il primo piano sostanzialmente. Esattamente, sì, dove c'è che non c'è più la pittura in casa. Sì, il bianco diciamo della casa non c'è più, l'acqua è arrivata fino a là. Una storia che accomuna tanti residenti delle aree golenali dove alla fine prevale il senso di appartenenza, anche se è sempre più dura. Vedremo con i seguiti, col seguito andare del tempo come funzionerà, perché non si può sempre andare avanti così. Non si può vivere sempre con la paura. È bellissimo d'estate, è bellissimo, è questo mese che è un po' terrificante, ecco, tutto qua. Il maltempo ha colpito soprattutto l'Alta Marca, come dicevamo, tanti gli smottamenti, quasi tutti di ridotta dimensione sui versanti. Solo a Valdobbiadene sono stati quasi 50 quelli censiti. Andiamo lì con le immagini. Da ieri pomeriggio, quando è comunque stato attivato il COC a livello comunale, io faccio parte della protezione civile degli alpini, dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi io in realtà sono andata in servizio con loro e in comune c'erano un sindaco e il vice sindaco che coordinavano le operazioni. Anna Vettoretti, assessora a Valdobbiadene, di fronte all'emergenza ha indossato la tuta della protezione civile. Il suo è uno dei tanti volti di questo allarme rosso gradualmente rientrato. Sue anche le immagini che vedete fatte con il drone che raccontano della voragine che si è aperta sulla strada tra Combai e Guia, tra Miane e Valdobbiadene. Questo è stato il primo che si è aperto, poi ci sono stati altri interventi sul nostro territorio, su altri comunali comunque tutta la notte, che appunto i volontari intervengono e monitorano il territorio perché il tempo ci ha lasciato poca tregua. In realtà i punti sono circa una cinquantina che stiamo attenzionando da ieri pomeriggio, in particolar modo nella zona montana. La notte è stata di mobilitazione in tutta l'area, si sono vissuti momenti di apprensione per il Soligo, il Lierza, il Raboso, sia a Pieve che a Farra, dove la strada di via San Gallo è stata riaperta solo a metà giornata, un quadro in rapidissima evoluzione. Ci sono frane un po' in pedemontana in varie zone, insomma anche a Tarso ci sono delle frane, c'è il Monticano che sta preoccupando. Insomma, uno stillicidio di interventi anche a Colle Umberto, Revine, Monfumo. Lo stato di allarme rosso idrogeologico c'è ancora, significa che dobbiamo purtroppo anche nelle prossime ore fino a mezzanotte attenzionare e controllare il territorio perché potrebbero verificarsi ulteriori smottamenti. Per il momento il territorio tiene, sono stati fatti degli interventi comunque di sistemazione idrogeologica molto importanti, per cui questi hanno premiato. Ecco. E poi il maltempo ha portato la neve in quota, siamo sul Monte Pizzoc, 10 centimetri di neve hanno imbiancato il monte nel comune di Fregone, in Cansiglio. Dunque è arrivato l'inverno e proprio la strada provinciale Cansiglio ha richiesto il lavoro della protezione civile per caduta di massi sulla sede stradale. Sulla provinciale 151 tra Montanera e Fregona, altra caduta di massi e fango da monte che hanno impegnato gli tecnici della protezione civile. Il Veneto ha dunque dichiarato lo stato di calamità per questo maltempo che ha colpito la regione, un maltempo i cui danni però sono stati limitati anche grazie ai bacini di laminazione, come detto oggi dal presidente Luca Zaia in conferenza stampa. Ovviamente non abbassiamo la guardia, siamo ancora in fase di allerta, fra l'altro anche con degli allarmi rossi, e dall'altro però voglio ricordare che le opere del 2010 che ho messo in cantiere allora, che cubano più di 2 miliardi di euro poi di attività fatte, ci hanno permesso di essere operativi. Caldogno, Montebello, Muson dei Sassi, i bacini di laminazione hanno funzionato e alleggerito la pressione nei fiumi durante la piena, rivelandosi determinanti nell'evitare conseguenze peggiori dall'ondata di maltempo che ha attraversato il Veneto.
Abbiamo avuto qualche dissesto, qualche frana che ha interessato la sede stradale a Fener, a Miane, a Cison di Valmaria, insomma prevalentemente nella zona pedemontana, ma anche qualcosa in montagna in Cadore. Poi abbiamo avuto qualche allagamento localizzato prevalentemente nella zona pedemontana, con qualche corso d'acqua che si è ingrossato rapidamente, penso per esempio al Soligo ieri, infatti Follina è stato uno dei punti dove abbiamo registrato le precipitazioni piovose maggiori. Ora inizia la conta dei danni, che dovrà necessariamente partire proprio dal monitoraggio degli argini. Da questo punto di vista, peraltro, il piano di contenimento delle nutrie non ha funzionato e rappresenta un ulteriore problema. Il Veneto intanto ha dichiarato lo stato di calamità. Ho sentito che il Presidente Meloni a livello nazionale dichiarerà lo stato di calamità e il Veneto c'è a pieno titolo, visto e considerato quello che è accaduto e sta accadendo. Per i danni catastrofali patiti quest'anno in Veneto, soprattutto le grandinate estive, non c'è però ancora traccia di stanziamenti a livello nazionale, per cui le nuove richieste andranno a sommarsi alle vecchie. Zaia risponde infine alle polemiche sulla chiusura delle scuole in alcune zone particolarmente a rischio della regione. Ha fatto bene l'unità di crisi coordinata dall'assessore Bottacin a valutare questo, ne avevamo parlato anche i giorni prima. Noi dobbiamo sempre far collimare gli interessi ovviamente dei cittadini con ovviamente quello che viene prima di tutto, che è l'incolumità dei cittadini stessi. Cassa di espansione dunque, andiamo a vedere quella sul Muson che di fatto ha salvato Castelfranco e l'Alta Padovana. Se tutta l'acqua che vediamo qua fosse scesa ieri sera con quell'altezza del Muson che è arrivato a 3,100 m, a 3,10 m, sarebbe andato sicuramente da qualche parte e ci avrebbe creato qualche bel grosso problema. È stato fondamentale per Castelfranco Veneto e per i comuni lungo l'asta del Muson, mi viene in mente Loreggia per esempio, l'attivazione della cassa di Riese Pio X. Tira un sospiro di sollievo Castelfranco, come i comuni dell'Alta Padovana, da Loreggia al Campo San Pierese, ma anche Castello di Godego, dove fortunatamente senza causare danni in via Pagnana è esondato il Brenton, affluente del Muson. Attivata per la prima volta in occasione del maltempo della scorsa settimana, la cassa di espansione di Riese ha salvato questi territori. Noi eravamo arrivati ad un livello di 3,10 m, ieri sera attorno alle ore 20, e hanno cominciato a laminare un po' prima e via via il livello è sceso fino a 2,50 m, 2,60 m. Bacini di laminazione, modelli previsionali e interventi di sicurezza idraulica stanno dimostrando di funzionare. Il sistema funziona nel Veneto, funziona e c'è sempre da stare accorti perché l'eccezionalità può succedere, però la prudenza che bisogna mettere in pista quando ci sono queste attivazioni, questi stati di allerta, aiuta a far sì che i danni siano molto limitati. La polemica sulle scuole chiuse, avete sentito le parole del presidente Luca Zaia, polemica lanciata anche dal leader di Forza Italia Flavio Tosi, a cui ha risposto l'alleato del centrodestra e presidente di ANCI Veneto Mario Conte. Li ascoltiamo. Con la paura di assumersi responsabilità si è esagerato nel chiudere le scuole, perché io parlo della mia provincia, quasi tutta la provincia di Verona ha avuto le scuole chiuse, compreso il capoluogo. Pericoli di esondazioni non ce n'erano. Giusto essere prudenti, ma non per scaricare le responsabilità e scaricarsi così la coscienza. Flavio Tosi, leader di Forza Italia, durissimo oggi contro i provvedimenti presi dai prefetti anche su indicazione dei primi cittadini. Un'emergenza, insomma, che per Tosi di fatto non ci sarebbe stata, non dovunque, non tanto da mettere in difficoltà le famiglie che si sono dovute organizzare in pochissimo tempo. Ci fosse una reale emergenza, un pericolo di esondazione vero, capisco, ma in realtà questo problema non c'era e non c'è. È stato un sindaco, Flavio Tosi, sono sicuro che capisce certe scelte e tenta così di smorzare la polemica l'alleato del centrodestra e presidente ANCI Veneto Mario Conte. Poi con il senno di poi magari alcune zone non sono state così tanto colpite, ma dico per fortuna, meglio essere più prudenti che troppo leggeri. Come il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon. La prudenza che bisogna mettere in pista quando ci sono queste attivazioni, questi stati di allerta, aiuta
a far sì che i danni siano molto limitati. Questa è la sostanza. Poi se qualcuno critica perché non è successo niente, si poteva, quelli là non c'è niente da fare, ci sono e ci saranno sempre. Conte ha elogiato oggi l'operato dei primi cittadini, sempre in prima linea a fianco della protezione civile. Un grazie ai volontari, ai cittadini, ai tecnici e alle forze dell'ordine. Ora, dice, l'obiettivo è riportare l'attenzione sul rischio idrogeologico del nostro territorio. Dobbiamo continuare in modo attento, scrupoloso e anche severo a evidenziare quelle che sono le potenziali criticità da un punto di vista idrogeologico dei nostri territori per chiedere soluzioni. Non solo scuole, ma di fronte all'allerta meteo anche le aziende dovevano permettere a dipendenti di stare a casa o di assentarsi. Siamo all'Electrolux, dove al no della direzione i sindacati hanno proclamato lo sciopero. Quando ti trovi con i figli a casa o con il rischio di esondazione, bisogna avere il modo che quella condizione non produca, oltre che a tutte le difficoltà, anche dei problemi sul piano del rapporto di lavoro, sanzionatorio. E se altra via non c'è, ecco lo sciopero proclamato per l'intera giornata dai sindacati dei lavoratori Electrolux, che di fronte all'allerta rossa e alla chiusura delle scuole in metà comuni della Marca avevano chiesto all'azienda di chiudere lo stabilimento o di prevedere dei permessi per chi fosse stato costretto ad assentarsi. La risposta non è stata positiva e quindi abbiamo costruito questa reazione di autotutela, che non era un'azione in questo caso contro l'azienda, ma era per permettere ai lavoratori che si sono trovati in difficoltà di poter avere una reazione, star tranquilli che nulla sarebbe accaduto se non fossero riusciti a presentarsi oggi al lavoro. Sciopero come forma di tutela per gli assenti, dunque, ma per Breda è ora di affrontare il tema a livello di contratto dei lavoratori. Bisogna provare, di fronte al ripetersi sempre più frequente di episodi cosiddetti straordinari, che tanto straordinari non sono più, di avere degli strumenti, anche quelli di come una persona si può organizzare di fronte a un'improvvisa emergenza, come lo è stata in questa occasione. Fa il punto sull'allerta meteo di queste ultime ore il generale Giancarlo Iannicelli. Il peggio è passato, dice, ma ci sarà una condizione di instabilità. Lo stravolgimento è stato forte, gli strati dell'atmosfera sono stati sconvolti, rimescolamenti totali, quindi per ritrovare un equilibrio ci vuole un po' di tempo, però diciamo che il peggio per ora è passato, il sistema perturbato che ci ha interessato si è allontanato, sta interessando altri territori. C'è da dire, come si vede dalla cartina del tempo, che tutta questa situazione nasce addirittura dalle isole inglesi, è là che è il motore, è quello che alimenta questi sistemi perturbati che poi si rafforzano ulteriormente sul Mediterraneo, prima sull'Atlantico, poi sul Mediterraneo, e colpiscono le nostre zone. Il motore è ancora attivo, però è meno forte, quindi avremo un miglioramento, ancora possibilità di qualche precipitazione, un'altra probabilità questa sera. Poi domani avremo un intervallo, ma in serata, man mano che arrivano le ore serali, la percentuale di possibilità di pioggia aumenta ed è molto alta per domenica mattina. Ecco, poi dovremo avere un miglioramento già per domenica. La settimana, ripeto, la guarigione è molto lenta, anche la prossima settimana sarà all'insegna dell'instabilità. Vedete sempre sulla carta, c'è un sistema perturbato sull'Atlantico e quello scorrerà ancora su di noi, è molto meno intenso, comunque apporterà una variabilità che ci interesserà, quello e altra area instabile che segue, apporterà una variabilità che ci accompagnerà per tutta la prossima settimana. Le temperature non sono basse, ancora siamo lontani dai 0 gradi, anche se la stagione è ormai avanzata, le minime sempre 12-13 gradi, le massime sono molto ballerine, vanno dai 13 ai 16-17 gradi. Lato Adriatico naturalmente è previsto molto mosso, anche se tende un po' a calmarsi come moto ondoso. Torneremo ad occuparci di maltempo nella pagina di Belluno, perché parliamo ora della strage dell'autobus di Maestre. È passato un mese, esattamente un mese fa, l'autobus che precipitò dal cavalcavia. Ci sono ancora troppi interrogativi. La più giovane si chiamava Charlotte, di nazionalità tedesca, aveva soltanto 1 anno e mezzo. Era una delle 21 vittime del bus piombato giù dal cavalcavia di Mestre lungo via della Pila a Marghera, dove sono riuscite a sopravvivere 15 persone, con una bimba di appena 4 anni ancora in condizione critica all'ospedale di Padova.
Ad un mese dalla strage, con le indagini della Procura di Venezia in corso, ancora tanti gli interrogativi aperti e un'unica terribile certezza, quella di un futuro strappato per chi non c'è più. E in più c'è tutta la vicenda umana di questo mese legato a valutazioni, verifiche. La gente ti ferma continuamente e chiede perché, cos'è successo. E ora noi sinceramente, io personalmente come assessore di questa città mi auguro che presto la Procura continui nelle valutazioni e che le indagini ci facciano capire a tutti noi quello che è veramente successo. Conoscere la verità rinchiusa in quella scatola nera rimasta danneggiata dalla caduta prima e dalle fiamme poi. La commemoria ora si spera di ritrovare grazie al suo salvataggio custodito a Francoforte in Germania tra le nuvole dei cloud. Credo che gran parte della verità stia su quel mezzo purtroppo distrutto che abbiamo oggi in area sequestrata in via Torino. Lunedì prossimo, 6 novembre, l'udienza di conferimento dell'incarico per gli ulteriori approfondimenti disposti dalla Procura sul cuore dell'autista Rizzotto. Giovedì 9 la seconda perizia sul guardrail, ancora oggetto di sequestro, che pende con i suoi pezzi a brandelli sopra le teste di chi lo osserva dal punto della caduta del bus. È impressionante, proprio sulla pelle viva, vedere questi ferri, il guardrail appeso, sospeso. Sospesa come la verità chiesta per l'intera famiglia di nazionalità rumena sterminata dal bus, dalle sorelline Giorgina e Aurora, 13 e 8 anni appena, e ancora Daria e Anastasia, 12 e 10 anni, da quel bimbo mai nato e morto con la sua mamma Alessandra, che da 8 mesi lo portava in grembo. Verità chiesta da più comunità per tutte le vittime e i feriti nella strage del bus di Mestre di quel tragico e maledetto 3 ottobre 2023. Siamo a Castelfranco, ancora furti. A poche settimane da una violazione di domicilio, i coniugi Dogà sono stati nuovamente colpiti dai ladri, così anche alcuni vicini di casa. Per i coniugi è il 30° furto. Io questo rumore l'ho sentito, però pensavo che fosse la fotocopiatrice, perché fa questo rumore quando parte. E siccome lui stava lavorando con alcune carte, ho pensato è la fotocopiatrice. Ore 18, un rumore sordo. La chiave che gira nella serratura e chiude la porta della camera, così che i ladri potessero andarsene indisturbati dalla porta-finestra. È con questo suono sospetto che la signora Lorenza si è recata nel corridoio che dalla cucina porta alla camera, trovando così l'amara sorpresa. Credo che non più di 5 minuti siano stati qui. E hanno devastato tutto, la casa, le camere, il bagno. La zona notte dell'appartamento al piano terra di via Sicilia 28 a Castelfranco completamente messo a soqquadro. Un colpo durato pochissimi minuti, bastati ai malviventi per portare via soldi in contanti e oggetti di valore per ben 11.000 euro. Questa volta sapere che eravamo dentro, che potevano farci del male personalmente, direttamente, mi ha messo l'angoscia addosso. Privo di forze, privo direi anche privo di una reazione mentale in quel momento lì. Non il solo colpo di quella sera, nel giro di un'ora sono stati ben 4 gli appartamenti della zona presi di mira. Stessa velocità, stessa modalità di azione, un foro a bucare l'infisso. Abbiamo visto una persona dentro ad un terrazzo del numero civile, insomma di 2 palazzi più in là. E appena ci hanno visto e hanno visto un po' qualcosa di sospetto, hanno fatto rumore per avvisare i loro colleghi, sono scappati fuori, noi siamo un po' arretreggiati, ci sono venuti contro con il piede di porco in mano per farci un po' andare via, li abbiamo inseguiti correndo e nel frattempo arrivava la volante della polizia. Il giorno dopo in via Sicilia c'è amarezza e rabbia, troppi i furti subiti negli anni. Solo i Dogà ne hanno subiti circa una trentina da quando abitano in quella casa. A Conegliano, dove un'infermiera è stata aggredita da un uomo che era appena arrivato al pronto soccorso. Vediamo.
I carabinieri di Conegliano sono intervenuti nella notte appena trascorsa all'ospedale Santa Maria dei Battuti, dove un uomo senza fissa dimora ha dato in escandescenza dopo aver chiesto soccorso al 118 ed ha sferrato un pugno al volto ad un'infermiera poco dopo essere arrivato al pronto soccorso. La pattuglia, che si trovava nei paraggi per un servizio di controllo del territorio, l'ha immediatamente bloccato. Si tratta dell'ennesima aggressione ai danni di sanitari. Nel giro di un anno sono state 480 le aggressioni al personale sanitario in provincia di Treviso, 20 quelle fisiche che hanno portato anche a giorni di malattia, le restanti a livello verbale. I dati sono stati forniti dal direttore generale dell'ULS 2 Benazzi per il 2022. A Treviso e a Conegliano c'è già un presidio di polizia dalle 8 alle 14, manca invece a Montebelluna, Castelfranco, Vittorio Veneto e Oderzo. Ancora la cronaca con il maxi sequestro di droga dell'operazione della Guardia di Finanza di Torino. 13 arresti, un 47enne marocchino è stato arrestato a Conegliano. La droga arrivava anche nelle piazze di Venezia e Treviso. La droga arrivava dal Marocco e passando per la Spagna entrava in Italia attraverso il Piemonte. È stata la Guardia di Finanza di Torino a smantellare il maxi traffico, 850 kg di droga per un valore complessivo di oltre 11 milioni di euro. 13 persone sono state arrestate. 2 le organizzazioni scoperte. Al vertice della prima c'era un 44enne che aveva la base logistica a Torino, operava nel torinese dove aveva dislocato diversi depositi. La base di stoccaggio si trovava a Pordenone. Il sodalizio vantava anche ramificazioni in Veneto, nelle province di Venezia e Treviso. Il secondo gruppo era guidato da un 48enne marocchino e da altre 2 persone. Anche questa organizzazione era radicata sul territorio torinese. I 2 gruppi si approvvigionavano in particolare dal Nord Africa. Nel corso delle investigazioni da gennaio ad aprile 2022 in provincia di Torino sono stati sequestrati circa 460 kg di hashish e 500 grammi di eroina. Lo spaccio nelle piazze di Treviso e Venezia. Il referente per questa zona era un 47enne marocchino che è stato arrestato a Conegliano dalla Guardia di Finanza. Si trova già in carcere. I finanzieri del locale nucleo di polizia economico-finanziaria hanno individuato 2 depositi di stoccaggio della droga in box situati nell'ambito di 2 complessi residenziali, uno in provincia di Torino. C'erano 300 kg di hashish già confezionati e pronti per l'immissione sul mercato. Il secondo è stato trovato grazie al cane antidroga Iacora. C'erano altri 163 kg di hashish. Pochi secondi di pubblicità, ci vediamo tra poco con la politica. TG Treviso, ben ritrovati. Come detto, ripartiamo dalla politica con il cambio di casacca dell'ex sindaca di Vedelago Cristina Andretta, espulsa dalla Lega per aver sostenuto la candidatura di Marco Perin. Torna dopo anni di politica sotto il simbolo del Carroccio a Forza Italia. Oggi con lei c'era anche Flavio Tosi. Il primo amore non si scorda mai. Torna a indossare la maglia azzurra Cristina Andretta, ex sindaca di Vedelago. Dopo anni sotto il simbolo del Carroccio, la tempesta politica che ha coinvolto la giunta spaccando la Lega in 2 e che ha visto vincere per il centrodestra Giuseppe Romano alle elezioni dello scorso maggio, l'Andretta torna al partito in cui ha iniziato la sua carriera politica. Con la consapevolezza magari diversa rispetto ad altri anni, un'esperienza magari alle spalle che ti fortifica, magari uno oggi si sente un po' più preparato per intraprendere un tipo di percorso più legato a un partito. Un partito inclusivo che secondo il coordinatore regionale dei berlusconiani Flavio Tosi può essere la soluzione giusta per intercettare quel bacino di astenuti che chiedono una rappresentanza moderata. Un attacco velato a Lega e Fratelli d'Italia, ma Tosi non si sbilancia. Il centrodestra è un grande contenitore che viaggia a livello nazionale come anche in Veneto intorno al 60% e all'interno del centrodestra ci può essere travaso di persone e di voti. Adesso tocca a Forza Italia. In casa azzurri dunque si guarda già al 2024, elezioni europee e amministrative. Ottimismo che arriva dai numeri. In Veneto, fa sapere il coordinatore provinciale Fabio Chiessi, i tesseramenti sono aumentati di 20 volte in un anno. E Forza Italia sta dimostrando appunto che sarà presente in quasi tutti i comuni con il proprio simbolo e quindi con le proprie rappresentatività. Fino a un anno fa circa Forza Italia in Veneto aveva 300 tessere in tutto il Veneto, oggi siamo intorno alle 5.000. Una presenza importante, quella che Forza Italia vuole avere sul territorio. Oggi più che mai c'è bisogno di un'area moderata, abbiamo visto nascere tanti punti di riferimento, abbiamo visto provare tante persone in altri ambiti con altri partiti politici, ma di fatto Forza Italia è sempre rimasta.
Saranno celebrati domani alle 10 nella chiesa di Castello di Roganzuolo i funerali di Daniele Gnoffo, il 18enne morto mercoledì pomeriggio a San Fiora dopo essere caduto mentre provava la moto di un amico in via Galilei nella zona industriale del paese. Il rosario sarà recitato questa sera alle ore 20:30. E porte della Cattedrale del Duomo di Treviso aperte invece a partire dalle 10 di lunedì per accogliere la salma di Don Davide Schiavone, direttore anima della Caritas Tarvisina, scomparso improvvisamente nel giorno di Ognissanti. Il corpo di Don Davide arriverà già alle ore 10 per permettere ai fedeli un momento di raccoglimento, poi alle 11 il funerale che sarà celebrato dal vescovo Monsignor Michele Tommasi. Antena 3 trasmetterà in diretta la funzione a partire dalle 10:45 per consentire anche a chi non potrà essere presente di partecipare con la preghiera. Don Davide Schiavone era impegnato in tanti progetti per la comunità con i poveri, i giovani, gli immigrati. Dopo il funerale la salma sarà tumulata nel cimitero di San Donà, suo paese d'origine. Siamo ora alle notizie che arrivano da Belluno e provincia e ripartiamo dal maltempo. A Puos siamo con la speranza di ritrovare in vita Walter Locatello, il vigile del fuoco che stava aiutando il padre a sistemare dei sacchi ed è scivolato nel torrente. Speranze ridotte al lumicino, ma si continua a cercare. Quanto accaduto ieri sera a Walter Locatello a Puos lascia tutti senza parole. Proprio lui, vigile del fuoco, esperto e non in servizio, è scivolato nel canale Rui sotto gli occhi del padre Giacinto. Altre persone lo hanno visto combattere contro la corrente per alcune centinaia di metri e hanno anche tentato di lanciargli una fune, ma senza che lui riuscisse ad afferrarla. Ancora non abbiamo avuto esiti dall'attività di ricerca, ma insomma continuiamo nonostante anche le pessime condizioni atmosferiche. Provato da quanto accaduto anche il prefetto di Belluno. Solidarietà e vicinanza fraterna ai vigili del fuoco. C'era il vice comandante, l'ingegner Calore, che ci ha raccontato la dinamica in cui Walter Locatello si è trovato ieri fuori dal servizio, è stato chiamato dal papà, da amici, perché sono abitazioni quelle soggette ad allagamenti e è scivolato in questo canale di scolo. Ancora più provato il sindaco di Alpago, il cui municipio è proprio a Puos. Lui e Locatello, diventato padre appena lo scorso agosto, erano coetanei, si vedevano e si conoscevano. Walter sì, è di Puos, abita proprio qui e quindi ogni tanto lo incontravo anche in piazza, una brava persona, un bravo ragazzo. Lei so che ha visto anche la famiglia. Sì, siamo andati a parlare assieme alla famiglia e insomma il momento è quello che è. So che i vigili del fuoco hanno messo a disposizione tutto quello che potevano mettere già da ieri sera e quello che mi sento di dire è insomma di dire grazie a tutte quelle persone che si stanno occupando di questa cosa adesso. Un centinaio di uomini che, tra i vigili del fuoco, soccorso alpino, volontari, non hanno mai smesso un secondo le ricerche, scandagliando il Rui fino ad arrivare al lago di Santa Croce. Ogni tentativo è purtroppo stato vano e le parole del prefetto sintetizzano purtroppo il sentimento comune. Speriamo in un miracolo, anche se temiamo il peggio. Ma il tempo meno inclemente del temuto, gli interventi richiesti nel territorio provinciale hanno avuto come oggetto danni di non grave entità. Vediamo. Allerta rosso che per fortuna non ha causato gravi danni in provincia di Belluno. Il territorio è stato costantemente monitorato, ma per fortuna senza bisogno di grandi interventi. Ci sono stati diversi smottamenti, diverse frane, però insomma sono state limitate perché l'intensità della pioggia per fortuna è stata inferiore rispetto alle previsioni e questo ovviamente ha salvaguardato diverse parti del territorio. Ci sono state delle piccole frane, una a Caracoi in comune di Roccapietore, ce ne sono state un po' in quasi tutti i nostri comuni, però di lieve entità. Lo stesso è stato nel capoluogo, dove in via Prudenziale per alcune ore nel corso della scorsa notte è stato chiuso il ponte Bailey sul Piave. A un certo momento ci è arrivata a dire al vero la comunicazione dalla regione che avrebbero aperto un po' la diga in Comelico e questo ci ha fatto chiedere se sarebbe successo qualcosa, ci siamo informati.
Abbiamo un sistema di monitoraggio sul Bailey che ci dà diciamo, l'altezza del Piave. Alla seconda allerta è stato deciso almeno per la notte di chiuderlo, infatti è stato riaperto regolarmente stamattina. Piccoli interventi poi in alcune zone della città, come per esempio sul Nevegal. Dei siti che abbiamo già rilevato che sono diciamo quelli che normalmente si allagano, piccoli smottamenti, peraltro successi appunto anche stanotte, come alle ronce che sono caduti degli alberi. Questo nel comune di Belluno. E dopo l'analisi della provincia, ecco, sempre da parte di Padrin, quella di quanto accaduto nel comune di cui è sindaco. Io ho avuto alcune strade, alcune frane, ad esempio hanno bloccato l'accesso ad un'abitazione in una zona tipo di Rizzapoli, in Val del Grisola, ha ceduto una piccola parte di strada, c'è stato un riempimento del tombotto lì ad Ogna, ma che è stato liberato dai nostri operai. Devo dire che insomma tutto sommato anche lì abbiamo fatto anche a Longarone delle opere di mitigazione in questi anni e che hanno funzionato, perché avevamo ad esempio in zona Codissago delle case che si allagavano costantemente a ogni pioggia e un intervento di circa 500.000 euro ha diciamo salvato queste case, e quindi devo dire che quando fai degli interventi che vedi poi hanno dei risultati concreti positivi sei anche soddisfatto di dire abbiamo usato bene le risorse pubbliche. Replica di Filtem CGIL di Belluno alle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Safilo Angelo Trocchia, che ha definito una scelta coraggiosa quella di chiudere lo stabilimento di Longarone. Il segretario Giampiero Marra ha commentato dicendo che ci vuole coraggio per volersi far passare per salvatore di posti di lavoro dopo aver chiuso una fabbrica che negli anni ha beneficiato di importanti finanziamenti a partire da quelli post-Vaillant, proseguendo con gli ammortizzatori sociali dei quali quell'azienda ha beneficiato a carico della collettività. Ci vuole coraggio, ha detto Giampiero Marra, ad esprimere un simile pensiero riguardo ad un'azienda che produce 1 miliardo di fatturato e centinaia di migliaia di euro di utili. Per chiudere aziende non serve coraggio, come sostiene Angelo Trocchia, ha concluso Marra, basterebbe avere almeno la dignità di stare in silenzio. Dunque un attacco davvero durissimo della Filtem CGIL di Belluno. Noi ci fermiamo con questa notizia, come sempre in chiusura siamo a farvi vedere le previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, ovviamente un buon proseguimento di serata con Antenna 3. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Prosegue il via vai di perturbazioni sull'Italia, con fasi di maltempo che ci accompagneranno anche nel corso del weekend. Vediamo il dettaglio di sabato 4 novembre. Sul Veneto brevissima tregua al mattino con condizioni asciutte e cielo poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio tenderà nuovamente a peggiorare con piogge via via più diffuse e localmente anche intense. Le temperature saranno in lieve calo, minime sui 2-8 gradi, massime invece comprese tra 10 e 15 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui inizialmente ampio soleggiamento, poi dalle ore pomeridiane precipitazioni anche moderate, in aumento nella notte tra sabato e domenica con possibili fenomeni intensi. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, le massime si attesteranno invece tra i 15 e i 17 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato al mattino, a seguire avremo rovesci un po' ovunque, limite delle nevicate fra 1000 e 1300 metri di quota. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sugli 11 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.